Allora, parliamo del nome sostantivo. Il nome sostantivo può essere masculino o femminile, può essere plurale, singolare o plurale. Diciamo che se un nome finisce per consonante al singolare, al plurale, ad regola, in genere, ma non sempre pareille, cambia niente. Se è pareille cose finisce per vocale masculino, se alle femminili finisce per A, al singolare, al plurale fa E. Facciamo anche esempi. Prima, il campagnino, che corrisponde all'italiano il contadino, al francese le paysan. Il campagnino al femminile fa la campagnina. Al plurale, sì, non è marcato, ma il campagnino fa i campagnine. Al plurale, la campagnina, le campagnine. Ecco, lo mi ha detto che la A del singolare femminile scangia an E al plurale, mentre la consonante del singolare mascolino al plurale resta pareil come al singolare. Ma è l'eccezione. Per esempio, il fratello corrisponde all'italiano il fratello, il fratello, francese le frère. Al plurale fa i frei, quindi fa non il frel, i frel, ma il frel, i frei. Più ma il cavallo al singolare, al plurale i cavalli, mentre il can al plurale resta i can, quindi è la regola che cambia la consonante del singolare. Passiamo al femminile, la sorella, la sœur al plurale fa le sœurs. Intanto si è mai visto un sostantivo che al mascolino ha una forma e al femminile ha un'altra forma, il frère, la sœur, mentre invece l'ho visto che il campagnin e la campagnina, la forma resta campagnin resta al mascolino e al femminile. L'istess l'artaiur, l'artaioira, la base è sempre quella dell'artaiur. Il cavallo, la cavala, i cavalli, le cavale. Ecco, il foil avviene i foi, no? Quindi mi raccomando per tutte queste eccezioni alla regola, da studiare le grammatiche piemontesi, in particolare la grammatica piemontese di Camillo Brero. No? Quindi le lezioni al piemontese i dividia sono utili, ma basta non, per essere il principio, per dell'andi all'apprendimento del piemontese, ma aventa co lese e studiare questi libri, queste grammatiche piemontesi. Sono per l'on che riguarda il sostantivo, no? E vediamo, trovare il sostantivo in un discorso in piemontese che piuma sempre dalla sloira, la sloira che è la rivista piemontese, ecco, voi ti deve sapere che del 1959 Alfredo Nicola, Alfredino, si marcava Alfredino, ha creato una rivista piemontese dal nome Musical Brandé perché aveva trattato di argomenti letterari e di argomenti musicali, in particolare la canzone piemontese. Questa rivista è durata dal 1959, sortende minca 3 mesi, dal 1959 al 1994. Dal 1995 a gennaio del 1995, da marzo del 1995, cammina la sloira. La sloira corrisponde all'italiano l'aratro, la sloira, che è più al posto del musical Brandé, e a una guerra
una vesta grafica, una guerra, insomma, quel che è il programma editoriale, quel che sono i collaboratori. Cambia ma il nome, la Sloira. Dunque, vediamo un po' da questa rivista La Sloira, a pie magari un discorso, due sia un po' che ad proposizione. E prima, per esempio, l'annuncio triste alla morte di Bianca Dorato. Bianca Dorato è stata una gran poetessa enigmatica, la scriveva in maniera straordinaria in prosa e la scriveva tanto bene per il teatro. Era nata nel 1933 e è morta nel 2007. E allora non chi risuma. All'era da KD, ecco, KD è un sostantivo D che corrisponde all'italiano giorno, che con gran pena, l'italiano pena, si aspettava che annunziasse la sua morte, sostantivo. Il aveva un vista domenica ondes, domenica. Voi sapete che i di la settimana sono lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. Arsivi dalla sœur Margherita, come l'esempio che non ha fatto la lavagna. So grande aiuto, e conforto, angustiani, tribolazione, ani. Ecco, sì, un'altra particolarità, ecco. Mi scrivo al singolare an e al plurale aven ani, anni. In questi anni tribolazione, non sostantivo. Ma dormia già l'ultimo sogno, l'ultimo sonno. Alle manca martes, terdes ad fervè. Ecco, si chiama fervè, il nome di mese, genè, fervè, mars, aprile, maggio, o mai, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre. E Giobia quindes, iluma salutala an la chiesa del Santo Natale, una messa celebrata da Don Juan Paino, andò all'estate accordata a Sergi Maria Girardin e Albina Malerba. Ma tutti i presenti l'avevano avuto parole, ad bine e dar conoscenza da Dio, ad bine corrisponde di affetto, no? E dar conoscenza, di riconoscenza da Dio. Avendo ricevuto sono messaggio, umano e poetico, e chi l'ha ingaggiato per il piemontese fino dal momento che presentasse Alfredino all'era nandiasse sua collaborazione, sta per collaborazione, al musical Brandè. Aiero Ani, plural dan Ani, bonheur di quindi fortuna, ecco, sta per bonheur, che la domenica mattina incontravo il fondatore e direttore a nostra rivista sta per l'italiano rivista, da Baratti, sotto i porti di Piazza Castello, sotto i portici di Piazza Castello. Le parei che dopo che Alfredino aveva parlato con entusiasmo delle sue qualità letterarie, lei fa la conoscenza, a cui Taulin al fondo alle storie caffè turinese andò all'era in piesi trovare il nostro direttore. All'era il 1974 e da quell'anno se Bianca ancamina, non è un verbo inizia, no? Ancamina sua avventura più che 30 anni con la poesia, la prosa e il teatro piemontese, ad con nostre vive, a s'anricchisse le sue parole e le sue scritte, alla mira che anche che è pinen, una parte della nostra mente e del nostro spirito, a sneva con chila e nostre giornate a saranno pinen cule ad prima. All'era nata a Turin il 26 maggio, non mi ha detto che maggio dice maggio, in genere dice maggio per di maggio, però dico dovrà con la parola mai, dal 1933 e a settembre del 1976 a scartare il numero 71 del Musical Brandè
Mr. Brandelo mi ha detto che è la rivista fondata da Alfredo Nicola, proprio che ne scrivia un ritratto sintetico in due tra l'altra di sia. 2 anni fa il Umar sei vu, una disegna di poesie firmata da una certa Bianca Dorato. Firmà, no? Sta per firmato. La dovrà col verbo suzzignè, quindi suzzignà, mai vista né conosciuta. E sono assai subito stupiti. Ad vedere compilare in giusta grafia, senza errore neanche una parola, neanche sta per neppure, no? Neanche una parola, né ingenita, ma più tutta notea in cui verse l'espressione poetica sostanziosa. E parei all'estate. Bianca la nen tardà, saute fuori a ruin del sol, no? Quindi al sole, e avvagnè, oltre che l'ammirazione di Brandé, e cui che aveva conoscenza l'onche pubblica in nostra lingua, il consenso del troppo poco bell'avanzo da studi e critica letteraria interessa al piemontese. Ecco, a questo riguardo aventa a dire che i critici letterari del piemontese sono pochi, sono bravi, qui che hanno visto e ascoltato i DVD di grammatica e letteratura piemontese hanno conosciuto Girardin. Girardin è stato professore alla McGill University a Montreal, in Canada, e lei è uno dei miei studiosi della lingua piemontese, in particolare della letteratura, ecco, ma sono pochi. E allora questi pochi ha fatto torto ai tanti che scrivono in piemontese, e scrivo bene in piemontese, ma vinto al secolo XX, e non aveva tanti bravi poeti, tanti bravi prosatori, tanti bravi autori a teatro piemontese, non ma tanti che l'hanno scritto in piemontese, d'argomento scientifico in piemontese, no? Ma insomma che qui che hanno le sue sono tanti, in particolare sono tanti i critici letterari e studiosi della lingua in genere, Calabio e della letteratura, pochi che sono usinati la lingua e la letteratura piemontese, quindi hanno potuto apprezzare e scrivere come tela. Non per noi, ma per un pubblico più largo, il pubblico sempre più largo che segue Roma, che si usa la lingua piemontese.